breve. Ai più. Amaga, ci riposiamo un po' dopo la lezione, così ti posso consegnare a nome del concorso Città di Pesaro questo disco dedicato a Rossini, che è poi un dolce disco perché è di cioccolato. E abbiamo la fortuna qui di avere con noi Giuseppe Di Chiara, siamo nel suo studio, oggi abbiamo lavorato, abbiamo fatto lezione, è stato molto bello vivere con te, Amaga, questi 15 giorni di Residarte, avere un artista a Pesaro, poter lavorare insieme, scambiarci reciprocamente la musica, tutto quello che noi conosciamo è stato veramente molto bello ed è stato anche arricchente perché sei una ragazza molto dolce, molto sensibile, quindi sono stata proprio bene con te, quindi ti chiedo di portare con te questo piccolo ricordo della città di Pesaro. Grazie. Giuseppe, grazie di averci ospitato nel tuo studio, abbiamo lavorato molto bene qua. Va bene. Adesso
Io sono stato felice di avere il soprano Amaga Gotti a lavorare qui nel mio studio e sono andato ad ascoltarla nel suo recital e devo dire che ha una voce bellissima ed è un artista di grande sensibilità. Io spero di averla ancora qui a Pesaro e di ascoltarla ancora cantare perché è stato veramente molto emozionante. Grazie Maria. Grazie, grazie. Sì, guarda, con Amaga abbiamo già deciso che lavoreremo insieme sul repertorio italiano e andrò in Russia, vieni anche tu Giuseppe con me, andiamo in Russia e faremo una tournée di concerti che ci porterà anche a toccare la bellissima Ossetia del Sud, la terra di Amaga. Perché in Ossetia del Sud? Perché lì insieme ad Amaga cercheremo dei giovani talenti. Amaga adesso conosce la realtà della città di Pesaro, conosce le potenzialità che il Conservatorio di Musica possono offrire ai giovani musicisti della sua terra, quindi spero che Amaga mi aiuterà a trovare anche giovani musicisti che vengano qua in Residarte, ma anche che partecipino al concorso internazionale. E quindi la nostra amicizia continua, Amaga. Grazie, grazie. Руссо. Sì, sì, in russo, in russo. Мой приезд в Пезаро, конечно, мне очень большую роль сыграла моя поездка в Пезаро, потому что я работаю с такими великими музыкантами, как Джузеппе, как Франческо. Я им очень благодарна, потому что они меня очень тепло принимают. И на родине великих певцов, легенд, Тельмонака и Рената Птибальди очень сложно было петь, но очень много мы работали над стилями разными. Да, и, в общем, концерт прошел очень на высоком уровне. Итальянская публика меня восторженно принимала, встречала бурными аплодисментами. Но мы с Франческо не перестаем работать, не расслабляемся. Мы каждый день встречаемся, репетируем, знакомимся с камерной музыкой, итальянской камерной музыкой. И мы в программу еще будем пополнять нашу программу, обогащать нашу программу. И безумно им благодарна и Мауро Мурджа, и потому что он был инициатором, чтобы меня привести. Естественно, меня послушали эксперты музыкальной Италии и решили со мной вот в реальной жизни познакомиться. И мы проработали, познакомились с моим творчеством и будем дальше сотрудничать. Спасибо. Grazie Amaga per aver nominato Mauro Murgia, volevo anch'io farlo perché un grande progetto culturale, musicale deve avere chi fa il lavoro dietro le quinte e Mauro Murgia è un uomo molto sensibile che ha saputo trovare in paesi così diversi quali l'Italia e quali l'Ossetia del Sud delle vicinanze, delle contaminazioni attraverso l'arte, la musica, che ha fatto sì che questo diventasse un'amicizia vera. E quindi devo dire che l'intervento di Mauro Murgia nel valorizzare queste due realtà è stato fondamentale e sicuramente senza di lui tutto questo non sarebbe potuto essere.